quindi magari se avete occasione di seguire alcune registrazioni è un tema molto importante. Il secondo evento che abbiamo fatto è quello relativo alla riorganizzazione che c'è stata in Veneto delle aziende sanitarie, quindi delle USL, la famosa nascita dell'azienda zero. Questo ha creato, soprattutto anche in questo caso nella nostra regione, un grave problema soprattutto di disponibilità di posti letto, di servizi che vengono legati ai cittadini. Sappiamo le lunghe liste di attesa che dobbiamo tutti quanti sostenere per fare qualsiasi tipo di esame. Quindi questo nostro terzo appuntamento vuole comunque continuare su quest'onda, su questo nostro interesse verso la sanità pubblica. Sapete che il professor Crisanti adesso è senatore del Partito Democratico e secondo lui un altro aspetto che grava su questo settore è l'ingerenza, diciamo così, proprio della politica nella sanità. Il senatore ha presentato anche un disegno di legge, poi insomma lui ce ne parlerà meglio, in cui vuole tenere fuori la politica dalle nomine all'interno della sanità. C'è stato anche un appello da sottoscrivere nei social, non so se alcuni di voi l'hanno visto, e questo perché secondo Crisanti anche questo è uno dei motivi per cui la sanità in questo periodo, in questi decenni diciamo così, ha avuto un declino. C'è questo passaggio quasi indolore, ma non è così, tra sanità pubblica e invece verso la sanità privata. Quindi questo nostro appuntamento è per voler ribadire il nostro interesse verso questo tema, poi ne faremo degli altri. È stato molto importante avere con noi, grazie professore di essere arrivato. Io stavo un attimo introducendo, lo facciamo riposare un attimo, stavo un attimo introducendo il motivo per cui appunto ci troviamo qua, quindi dell'interesse del Partito Democratico verso il tema della sanità. Stavo introducendo il fatto che lei ha presentato un disegno di legge per tenere fuori appunto la politica dalle nomine all'interno della sanità, perché appunto questo è uno dei motivi, uno dei tanti motivi per cui il Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo un problema, un periodo di grave criticità. Quindi lo facciamo questo intervento grazie anche alla nostra consigliera comunale Barbara Penzo, che ha anche i titoli, visto che è educatrice del Comune di Venezia e quindi ha sicuramente più di me competenze in questo settore. Grazie della pazienza e buon ascolto a tutti. Allora, intanto scusateci per il ritardo, ma pensavamo che il tempo fosse a nostro favore rispetto al turismo e al traffico, invece abbiamo trovato coda comunque. E quindi scusateci, buongiorno a tutte e tutti, con grande piacere ed onore, insomma, abbiamo avuto la disponibilità del senatore Andrea Crisanti. Ci tenevamo in un percorso che stiamo facendo come partito ma anche come città, perché insomma adesso stavamo attraversando il corso e c'era un presidio anche del sindacato sui tagli alla sanità, e quindi abbiamo iniziato con dei momenti formativi per spiegare quelle che sono le nostre preoccupazioni a livello locale e quelle che sono le preoccupazioni a livello nazionale. Quindi chi più meglio del senatore poteva non solo farci una cornice, una scenografia partendo dal passato, sicuramente da quello che è stata la ricchezza, e lo è la ricchezza della legge 833 del 1978, che ha istituito il sistema sanitario nazionale, che lo ha sancito nella Costituzione come un diritto universale e un diritto per tutti, e che quindi come pilastro su questo noi vorremmo continuare a portare le nostre insomma, sottolineare le nostre presenze, perché la domanda principale, senatore, intanto grazie di essere qui, la domanda principale è proprio questa. Oggi, a distanza di 45 anni, il nostro sistema sanitario nazionale come sta? Quali sono le difficoltà
pre-Covid direi e post-Covid, perché credo che l'epoca Covid abbia comunque messo in evidenza alcune ricchezze, anche alcune lacune, però molti ritengono che proprio a partire dall'833 ci sia o non sia stata applicata completamente o comunque sia una riforma da cambiare, e quindi mille domande, o invece debba rimanere stabile il pilastro dell'833 e solo trovare delle forme, perché la sensazione è che questo sistema garantito della salute a tutti stia un po' scricchiolando. Allora, la prima domanda che le porrei è proprio questa. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato in questa bellissima città, che voi tutti cittadini veramente contribuite a tenere vita con la vostra operosità e le vostre attività, insomma, quindi non è solo una città turistica ma è una città abitata, e questo gli dà grandissimo fascino. Io ci vengo ogni volta con grande piacere. Ma guarda, la domanda che mi hai fatto richiede una riflessione fondamentalmente su due aspetti, uno di carattere, chiamiamolo così, strutturale, e un altro, chiamiamolo così, di carattere gestionale. Parlerò prima del carattere strutturale, poi di quello gestionale, e poi vediamo poi come si misura anche l'efficienza di un sistema sanitario nazionale. Ma guarda, quello strutturale principalmente dovuto al taglio di fondi che c'è stato a partire dal 2009-2010, purtroppo con governi in cui noi avevamo un ruolo importante, e questo ce lo dobbiamo dire chiaramente. Io penso che il nuovo PD debba tagliare con tutta una serie di iniziative che ha fatto nel passato, perché noi siamo stati al governo 14 anni e noi abbiamo contribuito a fare 8-9 anni di tagli per 8 miliardi all'anno, e su questo non ci stanno dubbi, bisogna riconoscerlo, bisogna dirselo, è stato un errore. E che cosa hanno causato questi tagli? Chiaramente hanno causato, principalmente sono tagli di investimenti, quindi praticamente i nostri ospedali si sono invecchiati, abbiamo delle strutture obsolete, non rinnovate, molto spesso non in grado di offrire servizi diagnostici d'avanguardia e terapie avanzate, quindi abbiamo delle strutture fondamentalmente obsolete che penso che tutti quanti voi sperimentate quando entrate in un ospedale. Abbiamo avuto il taglio delle assunzioni, il taglio degli stipendi e il blocco degli stipendi, che chiaramente ha creato ulteriori problemi, perché molti degli ospedali hanno un organico sottodimensionato e in molti casi anche mal pagato, mi permettete di dire questo. Quindi praticamente questo è parte degli effetti di questi tagli al finanziamento. Noi abbiamo accumulato probabilmente tagli praticamente dal 2008 attualizzati per l'inflazione probabilmente intorno ai 70-80 miliardi, tanto per dare un'idea. Quindi quando si parla di PNRR di 30 miliardi non dico che sia un panno caldo, ma guardi, sicuramente non risolve il problema, e in ogni caso il PNRR sono solo e soltanto investimenti strutturali, non sono investimenti che possono essere utilizzati per personale, questo bisogna mettercelo in testa. Quindi quando parliamo, che ne so, di case di comunità, alla fine il PNR fa una scatola di muratura vuota, magari con gli strumenti, se non la popoliamo di competenze, se non la integriamo all'interno di un sistema, praticamente non risolverà nulla. Questo, quindi sicuramente il taglio degli investimenti ha creato un effetto importante sulla qualità e l'operatività delle strutture, e allo stesso tempo anche privilegiando, poi siccome c'erano meno quattrini, i grandi ospedali, con il risultato che di fatto via via abbiamo impoverito tutta una serie di azioni di prossimità. E quindi il risultato praticamente è che per trovare un medico, e adesso i nostri medici della Mutua qui in Veneto hanno 1700 assistiti, e siamo fortunati qui, perché nel bellunese trovare un medico nelle comunità montane vi assicuro che sta diventando un problema gigantesco anche nell'Alto Vicentino, sono veramente in situazioni drammatiche, quindi c'è da una parte un invecchiamento delle strutture e dall'altra parte c'è, ma questo in tutta Italia, veramente una carenza di medici di base. Questo poi ha degli effetti importantissimi, perché quando uno sta male va direttamente al pronto soccorso. I nostri pronto soccorsi hanno il 70% di codici bianchi e verdi che là non devono stare. Se stanno lì significa che non hanno trovato il filtro
giusto il filtro nel territorio, e chiaramente questo lo vediamo tutti quanti i giorni. Le liste d'attesa sono anch'esse una conseguenza di un mancato presidio sul territorio, perché noi abbiamo medici di base che se hanno 1000-1800 assistiti, la prima cosa che fanno mandano dallo specialista, e chiaramente con aggravamento delle liste d'attesa. Dopodiché abbiamo un problema di carattere, che io ritengo importantissimo, di carattere gestionale. Noi abbiamo un servizio sanitario che è in capo alla regione e rappresenta l'85% del budget della regione, quindi quando fra 2 anni avremo le elezioni regionali, la sanità deve essere uno dei punti chiave della nostra campagna elettorale, perché rappresenta l'85% del budget, cioè ha un impatto gigantesco sulla qualità della vita di tutti noi e anche sull'aspettativa di vita, cioè su quanti anni poi campiamo. Questo poi è una cosa su cui farò una ulteriore riflessione. Quindi il nostro servizio sanitario è in capo alla regione, il quale ha il potere di indirizzo con i piani sociosanitari e con i piani sanitari, che chiaramente è un ruolo della politica che io rivendico, è legittimo chiaramente, no? È una cosa che impatta sulla qualità della vita di tutti noi, quindi secondo me la politica ha il diritto e il dovere di elaborare un piano sociosanitario e un piano sanitario regionale. La politica deve controllare poi che questo piano venga realizzato, ma sicuramente non deve gestire, perché il controllore e il controllato devono essere separati. Questa io lo dico come una questione la chiamo di igiene gestionale, laddove il controllore e il controllato di fatto stanno in capo alla stessa struttura, di fatto questo sistema è destinato a degenerare. Io personalmente porto l'esperienza di una posizione estremamente importante all'azienda ospedale di Padova, e vi posso assicurare che c'è un'ingerenza continua, capillare a tutti i livelli, a livello di indirizzo di spesa, a livello di scelte granulari sui singoli reparti, sulle scelte dei primari, e vi posso assicurare anche sulle scelte di operatori sanitari e di medici non apicali. Quindi è un controllo granulare e capillare. Ecco, questo non va bene, fondamentalmente non va bene, perché necessariamente porta a delle distorsioni. E questo, diciamo, è un quadro. Abbiamo prima esaminato la parte strutturale e la parte gestionale. Adesso ecco come misuriamo l'efficienza di un sistema sanitario, no? Allora, chiaramente tutti quanti noi sperimentiamo quello che io chiamo un aspetto del sintomo del sistema sanitario, cioè le liste d'attesa che sono lunghissime, 6 mesi, 1 anno per fare una risonanza o una visita specialistica di alto livello. Questo chiaramente lo sperimentiamo tutti noi. I pronto soccorso, il reparto di pronto soccorso affollati, e questo chiaramente l'abbiamo già detto, i medici di base che hanno una platea di utenti gigantesca. Però non è così che si misura l'efficienza di un sistema sanitario. Ci sono delle metriche, cioè dei parametri che vengono utilizzati per verificare se un servizio sanitario, per esempio dell'Italia, è migliore di quello della Germania, di quello del Giappone e così via, no? Allora, e quali sono questi? Sono molto misurabili, perché sono per esempio il tempo che passa tra il sintomo e la diagnosi, il tempo che passa tra la diagnosi e il trattamento, e la sopravvivenza dopo il trattamento. Ora, se noi vediamo tutti questi indici, sono tutti in deterioramento in Italia, con alcune situazioni gravissime, come in alcune regioni del sud, per esempio la Calabria e la Basilicata, che sono veramente in situazioni veramente drammatiche. Quindi, e questo poi ha un effetto sia sulla qualità della vita, sia sull'aspettativa di vita, perché per la prima volta l'aspettativa di vita in Italia da 2 o 3 anni è in diminuzione, ma non è in diminuzione attraverso tutti gli stati sociali, signori, no, è in diminuzione prevalentemente per le persone a basso reddito. Ecco, quindi cosa significa? Che un sistema sanitario che non funziona crea, a mio avviso, una delle diseguaglianze sociali più intollerabili, che sono la qualità della vita e la durata della vita. Quindi un sistema sanitario che non funziona ci ruba qualità della vita e durata della vita. Questa è una cosa che dobbiamo riflettere molto bene quando faremo la nostra campagna elettorale per le regionali. Grazie senatore. Io infatti
proprio la prima domanda, che poi in realtà lei ha declinato mettendo in evidenza anche appunto già tutte le criticità, insomma, che stiamo vivendo. Ho parlato di liste d'attesa, dei medici di base che hanno sicuramente un numero elevatissimo di pazienti, ma anche di medici di base che cominciano a mancare. Nell'area provinciale si presume che tra qualche anno avremo il 30% di persone senza medico di base, e quindi comunque sono dei dati piuttosto che, ed è qui che volevo farle anche un'altra domanda, i pronti soccorsi, insomma, che sappiamo benissimo quanto sovraffollati sono, ma concordo con lei che mancando delle porte di accesso di altro tipo, ovviamente a imbuto, insomma, si riversano poi tutte nelle strutture ospedaliere. Ecco, noi per esempio nel nostro ospedale, negli anni si è invece molto pensato alla ristrutturazione. Noi abbiamo un bello ospedale, molto curato, molto, anche con ottime strutture interne, ottime strumentazioni, però il rischio è che, come diceva per le case di comunità, sia poi una bella struttura esteticamente, ma che poi sia priva di quelli che sono invece i servizi necessari per una popolazione come la nostra e e soprattutto per la popolazione che poi, tra parentesi, invecchia e che quindi ha sempre più bisogno di supporti e non può spostarsi. Lo dicevamo prima a proposito della Romea. E quindi, tornando alle sue ultime parole, e quelle per cui ho iniziato, 833, universalità, uguaglianza, equità, apro e chiudo, e qui ringrazio la prima ministra donna Tina Anselmi che lo ha istituito, il Servizio Sanitario Nazionale. Però su questo, rispetto alle criticità che emergono e quindi la necessità delle persone che hanno comunque bisogno di curarsi di rivolgersi al privato, mette a rischio questa equità, uguaglianza e universalità, perché un'altra degli elementi che emergono è che sempre più ci si rivolge per forza di cose. Se non posso aspettare un anno mi rivolgo al privato. Ma questo per chi? È per tutti? Cioè tutti possono permettersi di rivolgersi al privato per essere curato? E che rischio corre? Allora, sì, la ringrazio di aver introdotto questo problema del privato, che avrei affrontato magari anche durante la risposta alla prima domanda, perché chiaramente noi abbiamo anche dei presidenti di regione che danno gli accreditamenti per i privati in convenzione. Va bene, allora facciamo un'analisi su chi è il privato in Italia, perché c'è moltissime sfaccettature questo privato in Italia. Allora, innanzitutto noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, che praticamente è tutta quella struttura che parte dai medici di base, ai pediatri di libera scelta, fino agli ospedali, ai grandi ospedali universitari, tutti pubblici, va bene? Dopodiché abbiamo il cosiddetto privato convenzionato e poi abbiamo il privato non convenzionato, va bene? Allora, il privato convenzionato viene in qualche modo propagandato come pubblico o semipubblico, e poi vedremo che questo non è assolutamente vero, poi ci ragioniamo un attimo. Però parliamo un attimo di numeri. Dunque, il budget del sistema sanitario nazionale, bisogna fare differenza tra sistema e servizio, perché il servizio è quello pubblico, il sistema è quello che include anche il privato convenzionato. Sono praticamente 120 miliardi all'anno, di cui 40 miliardi sono per il privato convenzionato, va bene? Quindi praticamente il privato convenzionato in Italia vale 50 miliardi. Se a questi 50 miliardi assommiamo i 37 miliardi che gli italiani spendono ogni anno, praticamente fanno 87 miliardi, quindi significa che di fatto il privato di fatto in questo momento in Italia vale di più del pubblico, vale 87 miliardi contro 60, va bene? E perché siamo così sicuri di questi 37 miliardi che i cittadini spendono per il privato? Siamo così sicuri perché ogni volta che voi andate in farmacia e mettete la tessera sanitaria, ogni volta che andate dallo specialista e mettete la tessera sanitaria, ogni volta che fate un'analisi per un convenzionato e mettete la tessera sanitaria, quella viene contabilizzata, quindi sono 37 miliardi sicuri, non sono cifre inventate. Quindi il privato in questo momento vale più del pubblico in Italia. Quindi abbiamo allora il privato convenzionato e il privato non convenzionato. Allora, a questo punto parliamo innanzitutto del privato convenzionato. Allora, il privato convenzionato fa profitto,
mentre il pubblico apparentemente perde, perché tra le altre cose che non vi ho detto è che il pubblico nel frattempo ha accumulato un debito di 8 miliardi, circa di 8 miliardi di euro, che prima o poi dovrà essere portato al bilancio dello Stato e ripianato. Quindi abbiamo un pubblico che perde e un privato convenzionato che guadagna. Allora, se il privato convenzionato guadagna, c'è da fare una riflessione: perché il convenzionato guadagna? Perché di fatto sulla prestazione che eroga risparmia rispetto al cittadino e quindi di fatto risparmia, quindi la prestazione del privato convenzionato non è uguale a quella del pubblico? Prima ipotesi. Seconda ipotesi: il pubblico è inefficiente e quindi perde quattrini in questo modo. Altra ipotesi, e sulla quale vi invito a ragionare, è che invece il privato convenzionato scarica le passività sul pubblico, e vi spiego come questo accade. Allora, i privati convenzionati, siccome le regioni, poi ogni regione legifera per conto proprio, di fatto per avere la convenzione non ci sono dei criteri omogenei, quindi non è detto che un ospedale in Veneto, un ospedale in Puglia, un ospedale in Lazio abbiano l'obbligo per esempio di avere il pronto soccorso a secondo il numero dei posti letto. Quindi molto spesso gli ospedali privati non hanno pronto soccorso, hanno dei pronto soccorsi che sono di fatto non strutturati e adeguati per fare questo servizio. Gli ospedali privati molto spesso non hanno i posti di rianimazione. All'inizio dell'epidemia abbiamo scoperto che la perla della sanità del Veneto, il San Raffaele, aveva un reparto di rianimazione con 6-7 posti. Perché? Perché il modello di business è molto semplice: io ti faccio l'operazione di cardiochirurgia, che quindi ha un'altissima remuneratività, se poi il paziente ha un problema e ha bisogno della rianimazione, io lo sposto a Niguarda. Perché? Perché il reparto di rianimazione costa tantissimo sia come strumentazione che come numero di personale che ci sta. Cioè, si calcola, insomma, tra infermieri e medici sono circa 4 persone per posto letto, quindi costano tantissimi i posti di rianimazione, costano tantissimi i reparti di rianimazione, di pronto soccorso, costano tantissimi i reparti di neonatologia. Ma voi avete mai visto un ospedale privato che ha una neonatologia? Magari ti mettono una camera con la moquette e col parquet, però se c'è un problema al bambino ti spostano nell'ospedale pubblico che chiaramente ha la neonatologia, perché la neonatologia chiaramente costa un pacco di quattrini e chiaramente non ce l'ha nessuno. Stessa cosa per il reparto di trasfusione e i centri trasfusionali. Ma che i privati hanno i centri trasfusionali in Italia? Ce ne hanno 2 o 3, e voglio essere ottimista. Quindi e cosa succede? E poi c'è un'altra cosa, che non tutte le prestazioni hanno la stessa redditività, quindi significa che il pubblico rimborsa il privato convenzionato. Se fai un'appendicite ti rimborsa con una cifra che praticamente ti dà un margine di reddito, fa conto del 10%, però se fai una protesi questo margine è del 40%. Che cosa succede? Che i privati convenzionati fanno tutte protesi, ma così sono buoni tutti a fare i quattrini. E allora è chiaro che bisogna riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato convenzionato, fare sì che tu, privato convenzionato, apri il pronto soccorso sulla base dei posti letto, apri la rianimazione con tanti posti a secondo delle cose che fai, e se non lo fai devi pagare il pubblico per il servizio che ti offre, e se lo trasferisci lo devi pagare, perché non così sono buoni tutti a fare quattrini. Quindi bisogna sicuramente riequilibrare questo rapporto tra pubblico e privato, perché altrimenti il pubblico ha tutte le passività e il privato ha tutti i benefici, e questa cosa va bene. Quindi ecco, questa è sicuramente una delle priorità sulla quale intervenire. Che poi questa è una situazione che di fatto condanna alcune regioni ad avere una sanità pessima. Prendiamo per esempio il caso della Calabria, in cui praticamente abbiamo una strutture obsolete, ospedali non finiti, mancanza di medici. Che fa il paziente oncologico della Calabria? Prende e viene al nord, magari viene nel Lazio, viene nel Veneto o va in Lombardia. Che succede? Succede che praticamente queste risorse vengono drenate sul privato convenzionato, ma la Calabria li deve pagare questi, quindi non ci avrà mai i soldi per investire nel proprio sistema. Cioè, si crea una spirale, un cortocircuito praticamente, per cui la sanità della Calabria è condannata
a rimanere in una situazione non adeguata ai bisogni dei cittadini. E non è un caso, questo è un caso cronico. La Calabria ha un sistema sanitario da paese terzo mondo ormai da 30 anni, ma guardi, la Calabria è l'apice di un sistema, perché poi ci sono diseguaglianze che vanno in tantissime altre regioni, anche all'interno di regioni abbastanza prospere, no? Quindi anche all'interno del Veneto non tutta la sanità è uguale, ecco. Quindi ecco, questo, diciamo, io penso che il problema del privato vada affrontato alla radice. Ecco, vi faccio un esempio: se una persona è assicurata praticamente e invece di andare in un reparto, in un ospedale convenzionato o un ospedale privato, e va in un ospedale pubblico, l'assicurazione paga l'assicurato una quota per ogni giorno, tanto per far vedere quanto questo sistema è diventato perverso. Quindi questa cosa va assolutamente cambiata. Sempre per rimanere nel tema dell'intreccio pubblico e privato, e toccando però nuovamente le criticità dei medici, no? Sia di medicina generale, sia medici di base, insomma, sì, in questi ultimi anni abbiamo visto, insomma, dati lo confermano, la mancanza numerica proprio dei medici, dettata però, e questa è la domanda che vorrei porle, c'è un problema, un altrettanto cortocircuito nell'area della formazione, nelle università, c'è un problema di disaffezione del pubblico e quindi alcuni bandi vanno anche deserti perché si preferisce il privato, c'è un problema effettivamente, come dire, numerico, e credo che questo, insomma, mi pare che si dica e trova riscontro, insomma, ma se tutto questo ad oggi ne prendiamo atto, quale prospettiva abbiamo a proposito, sempre tornando alle strutture, alle case di comunità, eccetera, di poter pensare all'investimento effettivamente alla sanità se mancano le figure principali? Dico i medici, ma poi a cascata potremo farlo con tutto il personale, ecco, tutto il personale paramedico, quindi infermieri e quant'altro. Da questa situazione, che dal mio punto di vista è un altro cortocircuito o circuito viziato, come ne usciamo? Perché comunque questo è quello che stiamo registrando, questo che stiamo raccogliendo. Allora, sicuramente allora, noi, il sistema sanitario italiano ha beneficiato negli ultimi 30 anni di un grande numero di medici, perché non c'era il numero chiuso, quindi tantissime persone si sono laureate in medicina e molte si sono specializzate, e chiaramente il sistema sanitario italiano è stato caratterizzato da un elevatissimo rapporto tra medici, numero di medici e abitanti, e questo di fatto ce ne siamo beneficiati tutti quanti. L'introduzione del numero chiuso nelle facoltà di medicina ha progressivamente diminuito il numero di persone che si laureano, e questo sta coincidendo in questi anni con tantissime persone che vanno in pensione, va bene? Quindi sicuramente c'è una carenza di medici, c'è anche una carenza di infermieri, di ostetrici e così via. Allora qui bisogna capire come si può risolvere questo problema. Allora io sento parlare di, per esempio, abolizione del numero chiuso alle università, va bene, questa sembrerebbe essere, dice, ma forse è una soluzione, ma pensiamo un attimo, quando sarà l'impatto di questa decisione? Fra 9 anni, fra 10 anni, queste persone si devono laureare e poi si devono specializzare, quindi prima che avranno un impatto sulla funzione del sistema sanitario passeranno 9-10 anni, quindi sicuramente non è una misura a breve. E in più c'è un altro problema, che faccio un esempio dell'Università di Padova, che conosco molto bene: il rapporto tra offerta e domanda è di 6-1, quindi significa che l'Università di Padova prende circa 200 studenti contro 1200 domande. Non c'è possibilità che l'Università di Padova possa formare 1200 medici all'anno, cioè vediamocelo dalla testa, cioè non c'ha le strutture, non c'ha le aule, non c'ha il personale per seguirli, cioè, perché parliamoci chiaro, l'università non è un liceo. Molte persone pensano che l'università sia un liceo. L'università non è un liceo, signori. L'università è un posto dove si trasmette, si crea conoscenza e si creano professionalità. Se non c'è il giusto rapporto tra
docenti e studenti non si forma nessuno. Vogliamo formare migliaia di medici che non saranno in grado di fare i medici? Penso di no, non siamo tutti quanti d'accordo, no? Quindi è chiaro che la risposta è una progressiva, misurata col tempo, aumento dell'offerta formativa. Quindi significa che noi dobbiamo, invece di chiedere l'abolizione del numero chiuso, dobbiamo chiedere più investimenti nell'università per aumentare l'offerta formativa. Dobbiamo eliminare l'imbuto formativo che esiste tra la laurea e la specializzazione. Tenete presente che fino a 5 anni fa per 3 laureati uno solo si specializzava e grazie all'iniziativa del nostro governo, sia Conte 2 che Draghi, che noi abbiamo ampliato il finanziamento per mitigare questo imbuto formativo. Adesso ogni 3 medici laureati 2 si specializzano. È chiaro che dobbiamo ulteriormente eliminare questo imbuto formativo e fare che sì, che per 3 medici laureati ci siano 3 specializzati, va bene? Perché se non sei specializzato non entri nel sistema, va bene? Quindi questo è sicuramente una cosa importante da risolvere. E questo è un effetto che ci avrà un impatto fra 3 anni, va bene? Poi ci sono tantissime attività mediche o paramediche che possono fare anche gli infermieri e noi dobbiamo valorizzare gli infermieri e metterli in condizioni di fare anche tante attività autonomamente, che vanno dalle medicazioni delle ferite, che vanno da piccoli interventi. Un parto normale, seguito bene, senza complicazioni, lo può fare tranquillamente un'ostetrica, non c'è bisogno che ci sia il medico. Cioè, bisogna valorizzare le risorse che abbiamo e questo sicuramente potrebbe un po' eliminare la pressione. Dopodiché abbiamo tanti medici che stanno andando in pensione a 70 anni. Ora, 70 anni non sono 70 anni di oggi, non so come 70 anni di 30 anni fa. Io vedo tantissimi colleghi che vanno in pensione all'Università di Padova, non è che si mettono a fare l'orto a casa, vanno dal privato. Quindi noi abbiamo un drenaggio incredibile di professionalità e competenze dal pubblico al privato, di persone estremamente competenti che hanno raggiunto posizioni apicali. E queste chiaramente di fatto aggravano la situazione perché aumentano l'offerta qualitativa del privato a scapito del pubblico. Quindi, sebbene molti sindacati dei medici siano contrari, una misura a tampone che ha un effetto a 2 o 3 anni è permettere a medici di rimanere al lavoro oltre l'età della pensione per un periodo magari temporaneo che poi magari si vede, però sicuramente questa è una misura che ha un effetto immediato. Quindi so che molti sindacati dei medici non sono favorevoli, però io penso che oltre agli interessi di categoria bisogna fare anche gli interessi della popolazione, del sistema sanitario nazionale, quindi penso che questa potrebbe essere una misura ponte. Non dico che dobbiamo tranquillamente istituzionalizzarla, ma per 4-5 anni per fare sì che i nuovi medici in qualche modo entrino in servizio. E poi c'è il problema della competizione con il privato. Allora, non ci stanno medici di pronto soccorso e non ci stanno anestesisti, ma io faccio una domanda: ma voi andreste a lavorare per turni di 24, 36, 48 ore in condizioni di estremo stress, con la possibilità di essere denunciati e sicuramente maltrattati da persone a loro volta stressate, esasperate, per 2.000 euro al mese? Dopo che uno ha studiato 9 anni? Vi assicuro che non lo fa nessuno. Ma volete voi in questa situazione invece andare a prendere 100 euro l'ora e fare un turno che ti pagano 1.000 euro, che viene fatto dalle cooperative? La risposta è sì, e così succede, perché alla fine vince il mercato. Non è che poi di fatto la maggior parte delle persone sono magari persone motivate, persone generose, ma non è che possiamo fare affidamento su dei santi. Ecco, questa è la cosa. Sono persone come tutti quanti noi, che hanno una vita e hanno delle esigenze e hanno delle aspettative. Quindi i medici di medicina d'urgenza non vanno ai concorsi degli ospedali per questa ragione, perché sono pagati male, signori, sono pagati male, fanno un lavoro devastante, fanno un lavoro di grandissima responsabilità e molto logorante, e quindi non lo fanno. La soluzione qual è? Le cooperative.
100 euro l'ora, quindi fai un turno di 12 ore, 1200 euro, ne fai 5-6 al mese, ma questo è cosa succede? Notevole aggravio di costi sul sistema servizio sanitario nazionale, mentre i privati il problema non ce l'hanno perché i pronto soccorsi non li fanno. Ecco, insomma, questo tanto per darvi un'idea di come questo sistema si avvita su se stesso se non si prendono delle misure drastiche. Quindi di fatto il privato offre più quattrini, più autonomia e più qualità di vita, è chiaro, quindi su sta cosa bisogna intervenire. Sicuramente, infatti credo che su questi 3 punti, insomma, credo che ci sia veramente da investire molto, insomma, per cambiare il giro e la ruota di come stanno funzionando. Prima abbiamo toccato la sanità veneta, dottor Crisanti. Allora, noi credo che abbiamo portato per tanti anni, insomma, il primato sulla nostra sanità nella regione Veneto. Negli ultimi 10 anni credo che qualche contraccolpo l'abbiamo subito. Noi nello specifico poi, parlo localmente ma anche a livello di regione, insomma nel 2016 con il nuovo piano sociosanitario che è stato in regione, insomma, formulato ed approvato, abbiamo avuto grossi tagli sui posti letto, grossi tagli, insomma, su figure anche apicali e tagli sulla prevenzione, di cui oggi adesso non abbiamo parlato, ma che è un altro, insomma, anche perché la ricchezza del nostro sistema sanitario nazionale è anche l'integrazione socio-sanitaria. Tutto l'ambito della prevenzione ha avuto, come dire, un disinvestimento, e questo può essere un ulteriore elemento che poi va a gravare ancora di più e ricade ancora di più poi sul sistema sanitario. Ma la domanda è questa: ad oggi, pre-Covid e post-Covid, la Regione Veneto, qual è la fotografia attuale di una regione che, insomma, è sempre stata ritenuta il fiore all'occhiello? La Regione Veneto viene da un periodo in cui c'è stata una grossa espansione di investimenti in ospedale, che comunque aveva lasciato un deficit di circa un miliardo di euro, quello sappiamo molto bene, quindi è stato intrapreso un piano di rientro brutale, così, no? Un piano di rientro brutale che di fatto ha portato a tutta una serie di conseguenze, prima tra cui il ridimensionamento di alcuni ospedali con riduzione dei posti letto, però questo fenomeno è stato accompagnato piano piano da un'espansione pazzesca del privato. Nel 2009 nel Veneto le strutture private si contavano sulle dita di 2 mani, adesso sono credo 300-350, quindi sono aumentate esponenzialmente. E questo è un fenomeno che è in atto ormai da 14-15 anni, che attraversa tutta l'offerta sanitaria, che significa ospedali, laboratori e anche addirittura medici di base a questo punto. Quindi il privato sta intervenendo anche sull'offerta del medico di base, quindi questo è un fenomeno che se continua così noi penso che fra poco saremo in una situazione molto simile a quella della Lombardia. E poi chiaramente, siccome questo piano di rientro era un piano che per essere attuato non bisognava fare investimenti, di fatto hanno incominciato a fare strutture in service. Ecco, queste sono veramente delle soluzioni che io ritengo dei cavalli di Troia nel sistema sanitario nazionale. Qua vi faccio l'esempio dell'ospedale di Mestre, è un tipico esempio, non so quanto sarà costato al sistema sanitario nazionale, al sistema del Veneto e anche quello di Schiavonia e di altri. Qual è il meccanismo? Non ho il budget per fare l'ospedale, quindi vado dai privati, i privati mi fanno l'ospedale, io praticamente non lo metto in conto economico ma lo metto come spesa perché pago gli interessi e me lo ripago piano piano. Però che cosa succede? Che primo gli interessi applicati sono pazzeschi,
va bene? Quindi voi considerate che noi abbiamo passato, non so conto, tipo 10 anni, 10-12 anni in cui gli interessi erano tipo l'1 o 2%, l'interesse pagati sull'ospedale di Schiavonia e quello di Mestre erano dal 7 al 10, tanto per farvi un esempio. Poi cosa succede? Il privato deve recuperare questi soldi. Dove li recupera l'ospedale i soldi? Li recupera dalle attività che l'ospedale fa verso il pubblico. Ma quali? Tutte quelle più remunerative. Tutte quelle più remunerative, ma poi c'è di più, perché nel caso dell'ospedale di Schiavonia queste attività non riuscivano a coprire i costi che la regione doveva ogni anno. Ecco, allora che fanno? Prendono e spostano i malati da Padova a Schiavonia, quindi praticamente tu li levi dal Servizio Sanitario Nazionale e li sposti al privato. Quindi ecco, bisogna pure, c'è anche questa ulteriore degenerazione del privato, che sono gli ospedali fatti in service. Ecco, io penso quando uno, e poi qui lei ha parlato anche di riduzione dei reparti, e qui c'è da fare una riflessione. Quando un ospedale che ha 3 reparti o 4 reparti non è uguale a un ospedale che ce n'ha 8 o 9, ma non perché c'ha più letti o perché c'ha più primari, ma perché è proprio una questione di qualità. Perché se un malato non è mai un malato per una sola malattia, specialmente se è un malato anziano, quindi è chiaro che le competenze creano una sinergia incredibile. Quindi quando un ospedale perde l'unità di cardiologia ha perso uno dei pilastri fondamentali. Quando un ospedale perde l'endocrinologia con la diabetologia e così via, è chiaro che stiamo sottraendo qualità alla prestazione, perché immagino molti di voi magari saranno stati in ospedale per qualche giorno, è chiaro che non è che ti visita solo il chirurgo, ti visita il cardiologo, ti visita l'anestesista, ti visita l'oncologo, e che cosa succede? Che queste persone poi parlano tra loro e chiaramente scambiandosi idee e informazioni la qualità del servizio aumenta. Se non ho l'infettivologo e lo devo far venire da Mestre, è chiaro che cambia completamente la qualità del servizio che ti offro. Quindi non è assolutamente vero che un ospedale che perde 1 o 2 reparti offre la stessa qualità di servizi e di prestazioni di un ospedale a pieno regime di specialità. Ecco, questo è un'altra cosa. Quindi ogni volta che un ospedale perde un reparto sicuramente perde qualità. Ecco, questo dobbiamo dircelo chiaramente. E questa era una delle preoccupazioni per cui proprio quando siamo anche scesi in piazza, insomma, abbiamo cominciato a chiedere un maggiore investimento, che non è solo appunto quello strutturale. Bellissimo il nostro ospedale, magari lo portiamo a far vedere, bello, anche tutta una serie di dipinti e tutta una serie di nuove sale, però si è molto svuotato. Oltre al fatto che, mi perdono forse sbaglio, ma diventa anche meno attrattivo rispetto a professionisti e ai medici, perché come diceva lei, perdendo di qualità ovviamente la migrazione del medico è in ospedali molto più centrici, in ospedali in cui posso avere un esito di risultato maggiore. Noi abbiamo proprio questa situazione che lei ha presentato, cioè nel nostro ospedale abbiamo avuto addirittura un rischio, e stiamo correndo un rischio proprio così, con questa modalità, come dire, molto soft, di togliere piano piano senza che te ne accorgi, ma con un continuo pendolarismo proprio all'hub di Mestre per molteplici cose, o Mestre o Dolo. Adesso stiamo anche molto spostandoci all'ospedale di Dolo per quanto riguarda insomma un po' l'oculistica, e quindi la preoccupazione è molta, per le ragioni che ci siamo detti anche prima in macchina, no? Noi abbiamo non solo un tratto di strada lungo e complicato da fare, ma soprattutto per le ragioni che abbiamo detto prima. La popolazione che invecchia non può permettersi, più volte è stato segnalato, e anzi numerosissime associazioni di volontariato, e meno male che ci sono, insomma, che si mettono disponibili ad accompagnare, però diventano sempre maggiori le necessità, anche solo per una catarrata, doversi spostare a 40 km dal nostro ospedale. Quindi questo rischia di effettivamente svuotarsi sempre di più, implementare l'attività del privato locale, o se, insomma, per quel che riguarda magari le visite specialistiche, oppure per quel che riguarda invece gli interventi un po' più, di doversi recare fuori. E ovviamente non è solo una preoccupazione, è un dato di fatto, e quindi su questo noi, ecco perché poi questo percorso, insomma, di riaccendere i riflettori
e riporre l'attenzione a quello che sono i rischi già toccati con mano e le prospettive per quello che riguarda non solo il nostro locale Chioggia, per quello che riguarda la regione e poi per quello che abbiamo detto prima, insomma, per tutti i necessari investimenti che bisogna fare e giri, cambi di rotta che abbiamo detto. Quindi, insomma, tornando nelle preoccupazioni, io mi fermerei un attimo e chiederei, perché io ho invitato alcune persone che sono fra il pubblico questa mattina, e guardo il dottor Bariga per esempio, che su questo insomma abbiamo più volte, se hanno delle domande da porre al senatore Crisanti, anche insomma se ci sono altre persone che vogliono in qualche modo su questo, perché poi passerei invece a quello che sono, bene, da qui come ne usciamo, le proposte. Dottor Bariga? Prego, venga qui, venga qui. Io la ringrazio di essere qui con noi oggi. Ho passato una vita in ospedale, quindi tutti i processi che lei ha definito in restrizione li ho vissuti tutti. Ho vissuto anche un periodo di espansione fortunato, è stata un'eccezione e la popolazione si è accorta di questo cambio, come si sta accorgendo che mancando alcuni reparti si sta svuotando di know-how l'ospedale. Quando tu tiri via un reparto di nefrologia del primariato, a parte che non ti viene nessuno a sostituirti quando un nefrologo va via, ma indubbiamente perdi molto. La mia logica è stata proprio quello che io ero capo dipartimento, di far lavorare assieme, perché il sapere medico non è così limitato, è amplissimo e oggi come oggi bisogna collaborare con gli altri professionisti per dare una prestazione che sia all'altezza delle necessità. Una cosa che non ho capito, pur leggendo tanto sui giornali, queste case di comunità. Lei ha detto giustamente, il 70% di chi va in pronto soccorso sono codici verdi e codici bianchi, e l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle questo. Però ho capito che si fanno queste case di comunità, ma non ho capito qual è l'organico che c'è dentro, cosa devono fare, qual è il modo per frenare questi codici che non devono arrivare al pronto soccorso. Questo non me l'ha chiarito nessuno. Nessuno. Grazie. Beh, chiaramente allora adesso magari le traggetto una situazione ideale, poi chiaramente tra la situazione ideale in realtà ci saranno mille sfumature, va bene? Allora, l'idea delle case di comunità trae spunto da sistemi organizzativi di altri paesi, per esempio. E faccio riferimento all'Inghilterra, che ha un sistema sanitario molto simile al nostro. Ci si è resi conto col tempo che il medico di famiglia di fatto non aveva tutte quante le conoscenze per poter affrontare tutta una serie di situazioni che magari spaziavano dall'ortopedia all'oculistica, dall'immunologia a problemi di cardiologici o endocrinologici, e quindi di fatto il medico di base tendeva a passare le carte, cioè per fermare ricette e passare allo specialista. Non solo, ma il medico di base di fatto molto spesso, specialmente quando ha tanti pazienti, non c'ha tempo da dedicare a quella che è la vera e propria indagine diagnostica, e quindi di fatto molto spesso è sommerso da attività burocratiche, va bene? Allora, la soluzione qual è stata? Che obiettivamente devo dire in Inghilterra funziona abbastanza bene anche in altri posti, è chiedere ai medici di base di consorziarsi, cioè di riunirsi in strutture e mettere insieme le proprie conoscenze. C'è anche un altro fatto che c'è in Inghilterra che non c'è qui, e che è il processo di formazione del medico di base, perché in Inghilterra la formazione del medico di base dura 4 anni, di cui 3 anni di medicina generale e 1 di medicina specialistica. Quindi di fatto cosa succede? Che abbiamo un medico di base che ha conoscenze di carattere generale, che però per 1 anno ha approfondito problemi cardiologici o problemi immunologici e così via. Quindi mettendo insieme tutte queste competenze si realizzano dei risparmi di scala e di efficienza,
perché i medici possono mettere in comune personale, strutture e possono anche, se raggiungono un certo livello, ottengono finanziamenti per fare anche delle attività diagnostiche, diciamo, iniziali, che ne so, un emocromo, biochimica di base sul posto, e quindi chiaramente questo è un filtro importantissimo, perché è chiaro che se lei ha una persona che con febbre alta e tutti gli indicatori di infiammazione per aria, è chiaro che prende un manda a pronto soccorso. E se invece ha una situazione completamente, diciamo, diversa, magari lo tratta lei, comunque, o magari se non sa qualcosa chiede al collega che sta accanto, ecco, quindi si crea anche, diciamo, una specie di interdisciplinarietà di base che dovrebbe funzionare da filtro. Non solo, ma essendo molte persone riescono anche a fare i turni e riescono anche a offrire il servizio di sabato e di domenica, ecco, diciamo, questo è quello che si vuole riprodurre. Quindi farlo è un altro discorso. Diciamo, ecco, allora, come si realizza questa cosa? Noi col PNRR abbiamo delle importanti risorse per realizzare le strutture, che significa le murature, la componente infrastrutturale informatica, la parte diagnostica e così via. È chiaro che poi bisogna popolarle di persone, di medici di base che vanno lì e mettono insieme le proprie competenze e la propria esperienza, ma purtroppo ci stiamo scontrando, e questo anche con una diffidenza dei medici di base a fare questo. Molti medici di base sono ancora convinti di poter continuare da soli a gestire 1800 pazienti. Ecco, questo pure è un problema grande. Quindi paradossalmente in questo momento una delle più grandi resistenze a queste case di comunità sono i medici di base. Quindi in un sistema ideale per una città come Chioggia noi dovremmo avere 2 strutture di questo tipo che fanno da filtro, diminuiscono l'impatto sul pronto soccorso, diminuiscono l'impatto sulle liste d'attesa, perché magari hanno anche l'ecografo là. Ecco, faccio un esempio, no? O c'hanno una persona che sa leggere l'elettrocardiogramma. Poi adesso bisogna anche sfruttare le nuove tecnologie, perché se non c'è il collega che sa leggere l'elettrocardiogramma sul posto, glielo mandi l'elettrocardiogramma o gli mandi l'immagine dell'ecografia, insomma, cioè bisogna anche sfruttare queste nuove tecnologie, senza contare che adesso ci sono algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di fare delle diagnosi abbastanza precise. Ecco, bisogna investire su questo. Ecco. Allora in questo caso sicuramente si diminuisce un po' la pressione sugli ospedali. Voglio comunque fare anche un'altra considerazione chiamiamola così, sulla struttura dei presidi ospedalieri, no? Allora, noi siamo abituati a pensare a grandi ospedali, medi ospedali e piccoli ospedali, no? Ecco, paradossalmente l'ospedale inutile è il medio ospedale, perché non riesce a concentrare quelle competenze verticali per permettere una risposta terapeutica a determinate esigenze, perché parliamoci chiaro, la cosa più difficile che c'è da fare in un sistema sanitario è orizzontalizzare l'eccellenza. Che cosa vuol dire orizzontalizzare l'eccellenza? Significa che riesco a fare la stessa cosa con gli stessi criteri di qualità a Niguarda come a Schiavonia. È impossibile. Quindi è chiaro che noi dobbiamo dare una risposta strutturale e organizzata per fare sì che la persona che sta male progressivamente vada a Niguarda, o perlomeno vada in un ospedale simile, o che ne so, all'ospedale di Padova, faccio un esempio, no? È chiaro, quindi allora bisogna organizzare il sistema sanitario in grandi ospedali, case di comunità, piccoli medi ospedali ed ospedali monospecialistici, perché l'ospedale monospecialistico riesce ad assicurare l'eccellenza. E l'ospedale monospecialistico deve essere monospecialistico, non deve essere disperso sul territorio. Per esempio qui in Veneto il grande sbaglio che è stato fatto è stato quello di creare più centri oncologici. Bisogna farne uno solo, perché soltanto se se ne fa uno solo si raggiungono quelle competenze e quel numero di esperienze per fare sì che la risposta terapeutica sia a livello elevatissimo. Se ne fai 3 o 4 non c'è le casistiche, non hai la competenza chirurgica e così via. Poi disse, devi fare un'operazione al pancreas, che è una delle cose più complicate che ci stanno, devi averci un certo numero di casi per poterla fare bene, non la puoi fare estemporaneamente, o un'operazione all'esofago, tanto per citare alcuni dei pinnacoli
della chirurgia, no? È chiaro, se il monospecialista lo disperdiamo facciamo un danno alla comunità, quindi bisogna concentrare i monospecialistici, creare degli ospedali importanti in cui ci sia accesso facile e poi creare una serie di piccoli ospedali che fanno da supporto alle case di comunità. Ecco, questo è un sistema sanitario che più o meno funziona dal punto di vista strutturale. L'abbiamo già detto fino a... Allora, se volete, io volevo che lui affrontasse insomma la sua proposta. Lo faccio velocemente. Se leggiamo. Sì, io ho provato anche sopra. Anche sopra se volete, facciamo la scala e c'è tutto. Andiamo sopra un attimo, dai. Schiacci sopra. Poi sopra si sente anche sentire. Posto questo? No. Un po' affrontato e un po' disaminato insomma, le difficoltà e quella che è la situazione attuale sia a livello nazionale a livello regionale e appunto eravamo insomma ad affrontare un pochino la questione più locale, quindi invito se c'è qualcun altro che insomma in qualche modo voglia portare una domanda, una riflessione, vieni Marina, che può essere utile insomma al dibattito e poi affronteremo insomma invece quelle che sono le proposte intanto formulate dal senatore Grisanti. Volevo affrontare un tema politico. Lei prima ha detto che le regioni non sono tutte uguali e ha parlato delle coesioni della Calabria. In questa situazione l'attuale governo, in particolare una parte del suo governo, presenta un progetto di autonomia differenziata. Quali possono essere i rischi e le ricadute sulla nostra sanità di un progetto di questo genere? Rispondo francamente. Prima di tutto l'autonomia differenziata non interessa soltanto la sanità, ma interessa tutta l'infrastruttura dei trasporti e la scuola. Va bene? Quindi è chiaro che di fatto con l'autonomia differenziata si verrebbero a creare in Italia 20 centri di potere che poi di fatto sono ventinani, perché un conto è pensare all'Italia nel suo insieme e un conto è 20 piccole regioni. Allora, per i primi 10 anni nella cosiddetta autonomia differenziata non sono previste ridistribuzioni di bilancio, che significa che vanno con lo stesso finanziamento che hanno adesso. Dopo 10 anni progressivamente entra una quota di tasse che vengono spese in loco. Quindi questo significa che chiaramente si crea immediatamente un sbilanciamento tra gli investimenti che può fare una regione con grandi risorse e una con poche risorse. Ed è chiaro che questa autonomia differenziata richiederà molto tempo prima di entrare a regime, anche perché di fatto gli effetti che avrà non lo sanno nemmeno coloro che la stanno proponendo. Bisogna poi, per omogenizzare i servizi, avete sentito parlare di questi CREA, di questi LEP, cioè si stanno praticamente impazzendo in qualche modo per definirli, quindi io penso ci sono dei problemi giganteschi di attuazione. Va bene, questo sicuramente. Gli effetti, se poi riusciranno a portarla avanti, sicuramente c'ha degli effetti disastrosi che noi assolutamente siamo contrari, perché è la ricetta per creare ulteriori diseguaglianze. Pensiamo che cosa significa ricreare questa situazione, per esempio anche a livello della scuola. Significa praticamente condannare ragazzi all'emarginazione. Non solo l'ascensore sociale in questo momento è praticamente quasi arrestato, bloccato, ma addirittura dare la possibilità a intere generazioni di poter emergere. Quindi la nostra posizione è assolutamente contraria all'autonomia differenziata. E a proposito di autonomia differenziata della sanità, noi abbiamo pensato a un paio di progetti di legge che di fatto ne limiterebbero tutti gli effetti negativi. Uno è quello che abbiamo presentato, un altro è quello che presenteremo tra poco sull'equilibrio tra pubblico e privato. È chiaro che se queste due cose andassero in porto, di fatto gli effetti dell'autonomia differenziata sarebbero molto attenuati. Prego.
Grazie. Non volevo intervenire, professore, la ringrazio, però ha trattato un argomento che mi è molto caro. Io sono trapiantato a Chioggia da 51 anni, appena sono arrivato a Chioggia ho detto questa è la mia città, il mare, il modo di vivere. Vengo dal sud, da Salento, bellissima, altrettanto paese. Quello che voglio dire è questo, professore. Lei è stato il primo politico da dire abbiamo delle responsabilità. Il PD ha delle responsabilità. Io personalmente ho votato sempre sinistra e mi sento tradito. Ancora adesso non sento niente. Lei è la prima persona che parla di sanità. Siamo stati al governo tanti anni, è inutile dire dobbiamo fare. Non si è mai affrontato il problema sanità. Mi permetta, anche alla consigliera Barbara penso, questa critica. Ancora adesso, io non so voi, amici, sentite parlare alla sinistra di sanità? Sentite parlare qualcosa che riguarda noi, umili mortali? Teoricamente dobbiamo fare, ma scusi, si hanno tolto i finanziamenti agli ospedali. Di chi è la forma? Mi dica, professore. No, ma io le do atto di questo. Adesso, professore, lei ha parlato che per formare un medico ci vogliono 9-10 anni, ma tutti questi danni che la sinistra ha fatto, quanto tempo ci vorrà per risanare? Visto e considerato, professore, e dopo lei in quanto senatore e può portare un contributo a livello politico, che faccia la voce grossa e lei ci dica non soltanto quello che lei intende fare, come si deve fare, e non mi venga a dire andiamo a prendere quello che è l'evasione fiscale. Nel mondo politico nessuno vuole intraprendere la questione fiscale e non capisco perché. È così facile. Mi dispiace prolungarmi così tanto, ma io penso di essere portavoce di tante persone, perché credono nell'uguaglianza. Crediamo nell'uguaglianza, nell'ospitalità. Ma quando si parla di ospitalità e non si dà un avvenire, cosa proviamo a fare? Di cosa stiamo discutendo? Di sanità, professore, conosco forse più io. Io scherzando dico che il ministro della sanità mi chiama per sapere le condizioni degli ospedali, per quanti ne ho frequentati. Professore, si mette la mano nella coscienza e si parli chiaramente a noi cittadini cosa intende fare il Partito Democratico. Non possiamo sempre dire ma grazie. Ma guardi, come lei mi è testimone, io per primo ho detto che la situazione della sanità è in parte responsabilità delle scelte che il Partito Democratico ha condiviso. Tra le altre cose, mi permetta anche qui, lei ha affrontato un problema politico, quindi a questo punto do anche una risposta di carattere politico all'interno del partito. Io penso e mi batterò per fare sì che il partito riconosca che bisogna tagliare con il passato, perché se continuiamo a difendere il passato non riusciamo nemmeno a fare un'opposizione, perché non si può fare un'opposizione coerente a questo governo che sta insediato da 6 mesi e denunciare i danni della sanità. Per prima cosa dobbiamo, come ha detto lei, chiarire che noi abbiamo fatto un sacco di errori. Ci siamo identificati purtroppo in una classe, invece che con le persone che avevano bisogno, ci siamo identificati con una classe di potere, non c'è sta niente da fare, così è. Voglio dire, ma guardi, la follia dell'agenda Draghi durante la campagna elettorale ne è l'emblema.
e io sono stato uno dei pochissimi che mi sono opposto a questa narrativa dell'agenda Draghi. Ho chiesto chiaramente: scusate, ma un disoccupato di Battipaglia cosa gliene frega dell'agenda Draghi e come può dare fiducia a un partito che praticamente si è completamente allineato a un gruppo di banchieri e di tecnocrazia finanziaria? È evidente che bisogna fare una riflessione qui. Se non rinnegiamo il passato non riusciamo nemmeno a fare un'opposizione concreta. E questo è, guardi, noi siamo incartati su questo e questa è una delle ragioni per cui, tra le altre cose, ho proposto questa legge che taglia con il passato e taglia anche con tantissime complicità di cui noi siamo responsabili nella gestione della sanità. Quindi, ritornando a quello che lei mi ha chiesto a proposito... Rispondo anch'io al signore. Mi ha chiamato in causa. Prego, allora sì. No, ci tenevo a aggiungere anch'io, insomma, visto che mi ha nominato come consigliera, oltre che condividere, insomma, che indubbiamente ognuno, ma io credo che come partito lo facciamo spesso, insomma, l'autoanalisi, l'autocritica, ed è giusto farla. Personalmente in alcune occasioni ho manifestato, ero sceso in piazza anche contro il mio partito se non approvavo quello che veniva deciso e veniva approvato, quindi a me la logica del tutto va bene non mi si addice, insomma, quindi condivido che bisogna fare una profonda riflessione su quelli che possono essere gli errori, però mi permetta solo una piccola di fatto io credo che ci sia una responsabilità della politica indubbia, forte, importante, ma poi vorrei che ci fosse una responsabilità anche collettiva. Le dico questo perché io in tante occasioni, facciamo l'esempio come ho detto stamattina, approvazione del piano sociosanitario, ricordo che la regione da 10-13 anni è governata dalla destra e che quindi lì facciamo solo opposizione, ma ci siamo opposti non come dire, in maniera decisa nell'approvazione, contestando quello che nel piano veniva tagliato o quello che non veniva ben definito o quanto andava poi a ricadere nella nostra. E lo abbiamo fatto anche invitando la città ad esserci. E io su questo a volte mi chiedo e dico: ma tutto quello che stiamo registrando, no? Le liste d'attesa, il fatto che tu devi rivolgerti al privato, il fatto che tu hai pronto soccorso e trovi il medico a gettone, il fatto che tutte le strutture intermedie non le hai più, il fatto che devi recarti all'hub di Mestre, mi verrebbe da dire: ma noi cittadini, noi non solo la politica, noi cittadini, ma perché non ci ribelliamo a tutto questo? Perché io quando ho organizzato delle manifestazioni, dei presidi, la sensazione che o non ci sia partecipazione ampia, non ci sia la consapevolezza, non lo so, io mi faccio tante anche riflessioni di questo tipo, perché un tema come quello della sanità, inteso non solo ospedale, sanità, quindi comprendendo tutto, comprese le strutture intermedie, comprese le strutture di prevenzione, eccetera, tocca tutti, dal più piccolo, dallo 0 ai 100 anni. Eppure non sento questa rivoluzione che dal mio punto di vista dovrebbe esserci, collettiva, del cittadino, perché tocca. E allora non può essere completamente sempre delegata alla politica, anche se, continuo a dire, ne ha una grande responsabilità. Però mi piacerebbe, e le occasioni che stiamo provando a promuovere, e non da adesso, anche da prima, occasioni di confronto pubblico, occasioni come dire, di raccolta firme, di testimonianze, di convegni, ahimè spesso sono poco partecipate a livello cittadino ma anche a livello regionale, compreso il piano sociosanitario, che per me è stato veramente un errore, perché non ha compreso nulla di quelle che erano le proposte che a livello di opposizione e di minoranza avevamo portato e che prevedeva quei famosi tagli di cui abbiamo parlato prima e che però non è stato, come dire, minimamente considerato. Quindi è vero, e chiudo dicendo che siamo responsabili e ce lo ammettiamo per quello che è stato un governo di cui abbiamo sicuramente commesso errori.
però mi piacerebbe che ci dividessimo un pochino tutti, un pochino di responsabilità e partissimo dall'anno zero, cioè partiamo da qui ad ora, onde evitare che poi ci ricada sempre su di noi quello che non abbiamo fatto prima o che non stiamo facendo adesso. Qualcuno diceva, insomma, non sarò responsabile di quello che ho trovato, ma ne sono responsabile se non lo cambio adesso che ci sono, quindi insomma proviamo a partire da oggi. Scusi. Posso fare una domanda velocissima? Sì, certo. Fino adesso abbiamo sentito tutti questi problemi, però stiamo aspettando qual è la soluzione, perché no, faccio solo un esempio. Sui giornali qualche giorno fa hanno ripreso alcuni che dicono che la Romea si può fare benissimo 4 corsie, però a Chioggia l'altro giorno il sindaco ha inaugurato un cantiere, quindi non è ancora finito, per un ponte che non è lungo 30 metri. Ci sono voluti 4 anni per poter aprire il cantiere. Quindi a volte, cioè, si sente, però... Vabbè, guardi, ritornato al sistema, al nostro servizio sanitario nazionale, come ho detto, ci sono, a mio avviso, fondamentalmente due problemi che vanno risolti prima di mettere nuove risorse. Perché sai, ci mettiamo nuove risorse, è facile, sono buoni tutti quanti a dirlo, no? Ma lei metterebbe più benzina in una macchina col settore duplicato? No. Quindi nuove risorse in questo sistema, a mio avviso, possono soltanto lenire la situazione per un pochetto, fare sembrare che è migliorata e invece creare ulteriori distorsioni. Quindi a nostro avviso prima di mettere nuove risorse bisogna intervenire sulla gestione e sul rapporto tra pubblico e privato. Quindi in modo particolare sulla gestione noi abbiamo presentato un disegno di legge che abbiamo anche condiviso con la popolazione a proposito di partecipazione. Abbiamo utilizzato anche strumenti informatici, cioè abbiamo chiesto praticamente alla popolazione di supportarci mettendo una firma su change.org, abbiamo raggiunto praticamente 100.000 firme, quindi sicuramente è una cosa che è un disegno di legge, è una problematica che la popolazione sente moltissimo. La maggior parte della popolazione non vuole che la politica entri nella gestione, lo sente come estraneo. Noi vogliamo, come ho detto all'inizio, rivendichiamo il ruolo della politica nell'indirizzo, nei documenti di programmazione e nel controllo. Però io penso che la politica debba fare un passo indietro e lasciare la gestione della sanità a persone competenti, ma più che competenti, aggiungerei indipendenti. Noi vorremmo dei manager che siano competenti, ma che siano anche in grado di dire al Presidente di Regione no, questa cosa non la faccio, e il Presidente di Regione non ha nessuna leva per obbligarlo. Ecco, questo noi vogliamo dei manager che siano più vicini a quelle che sono le esigenze delle unità sanitarie che rappresentano. È chiaro che per fare questo bisogna intervenire sul processo di selezione e bisogna creare veramente un muro invalicabile tra l'indirizzo, il controllo e la gestione. Quindi praticamente abbiamo presentato un disegno di legge che modifica la legge del 2016 sul reclutamento dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, praticamente mettendo la selezione in capo a una commissione totalmente indipendente, che necessariamente deve avere tra i suoi componenti un rappresentante dei medici, un rappresentante degli infermieri, un rappresentante delle organizzazioni dei pazienti che a mio avviso sono state per troppo tempo ignorate dalla gestione del sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Vogliamo che ci sia anche presente un rappresentante della Regione e sicuramente delle persone che abbiano competenze in gestione e in sanità pubblica. E poi vogliamo che questa commissione di fatto rimanga in carica per dirimere tutte le questioni di carattere di contestazione che ci possono essere tra il dirigente e la Regione, in modo da creare sempre un organo indipendente a cui fare riferimento. Abbiamo poi chiesto l'abolizione degli albi regionali per evitare questo localismo, per cui praticamente abbiamo tutti questi manager che fanno questo carosello
tra un'azienda sanitaria e l'altra, abbiamo posto il divieto assoluto di 2 incarichi consecutivi nella stessa regione. Guardi, per fare un esempio proprio pratico, noi vogliamo che non sia possibile che il Presidente della Regione nomini un manager che ha fatto un buco di 100 milioni a Padova e ce lo sposti pure a Belluno e che le organizzi tutte e due. Tanto per fare un esempio pratico, no? su quello che in Veneto abbiamo visto che accade. Ecco, questo potere assoluto lo vogliamo scardinare. Noi vogliamo che il budget che la Regione riceve ogni anno per il Servizio Sanitario Nazionale non sia una leva clientelare politica nelle mani di una sola persona. Ecco, questo vogliamo. Quindi in pratica questo crea una situazione in cui c'è una dinamica non necessariamente conflittuale tra il controllato, che sarebbe il manager, e il controllore, che sarebbe l'organo politico che ha progettato le linee di indirizzo, per esempio il piano sociosanitario, no? Ecco. E voglio anche a scanso di fiducia dire che non vogliamo neanche creare un nuovo centro di potere, nel senso che quando parliamo di rappresentanti dei medici, rappresentanti degli infermieri, non ci immaginiamo il solito vertice di nuovo sindacale, ma ci immaginiamo una persona sotteggiata, per esempio, va bene, in modo che cambi ogni volta. E ecco, è questo il nostro obiettivo. Veramente noi non vogliamo centri di potere, perché il centro di potere va contro gli interessi del cittadino. Questo voglio dirlo chiaro e tondo. Poi stiamo progettando una nuova legge. Chiaramente questa legge non è piaciuta a tanti, ve lo dico, anche all'interno del nostro partito non è piaciuta a tanti. Però guardi, da qualche punto bisogna iniziare. Sicuramente è un argomento che farà discutere, non vogliamo che questo sia uno delle prime discussioni nell'agenda politica del nostro partito. Noi dobbiamo avere il coraggio di distanziarci dalla gestione, perché questo è un modo veramente per fare chiarezza con i cittadini e far capire che noi non siamo un partito del potere, ma siamo un partito accanto ai cittadini, e secondo me questo è un primo passo importante. Poi vogliamo fare un disegno di legge che invece ha l'obiettivo di chiarire una volta per tutte il rapporto tra pubblico e privato convenzionato. Cioè, noi vogliamo fare sì che il privato convenzionato abbia gli stessi obblighi e oneri del pubblico, nel senso che se tu fai un ospedale di 50-100 letti devi in ogni caso obbedire a determinati criteri. Devi aprire il pronto soccorso ci deve avere un certo numero di dipendenti, se c'hai determinati reparti devi necessariamente aprire il reparto di rianimazione, se c'hai un'ostetricia apri la neonatologia, se fai interventi importanti apri il centro trasfusionale e così via. Non solo questo, ma se non lo fai, noi prevediamo che per i privati debbano dare indietro un contributo al servizio sanitario pubblico per il servizio che svolgono, e se mandano qualche paziente in rianimazione pagano. Tanto per fare vogliamo intervenire sulla distribuzione delle prestazioni, perché di nuovo noi vogliamo che gli ospedali privati convenzionati eroghino le stesse, in percentuale, le stesse prestazioni del pubblico. Nel senso che, faccio un esempio, se il pubblico ha in media il 30% di protesi, loro devono fare 30% di protesi. Non permetteremo che ci sia un ospedale privato che faccia il 100% di protesi e che ci abbia a scarico del sistema del servizio pubblico una redditività pazzesca e tutti i problemi ce li trasferisce a noi. Quindi vogliamo riequilibrare i servizi, vogliamo riequilibrare gli oneri. Ecco, diciamo, questa è una cosa sulla quale vogliamo intervenire, vogliamo fare sì che questi siano degli standard di accreditamento per tutta Italia, non che ogni regione fa come cavolo gli pare. È chiaro che se noi ci riusciamo a portare questi 2 disegni di legge in approvazione, vi posso assicurare che qualsiasi autonomia differenziata sulla sanità avrà un impatto certamente molto molto basso, non posso garantire
quindi noi stiamo cercando di disinnescarla l'autonomia differenziata e comunque portare al dibattito politico queste problematiche, perché molto spesso sento dire il privato convenzionato è come il pubblico. Non è vero, è una bugia. Sento dire da determinati direttori dei generali: il mio azionista di riferimento è il presidente della regione. Signori, il vostro azionista di riferimento sono i contribuenti, sono i pazienti, sono gli operatori sanitari. Ecco, bisogna fare una rivoluzione copernicana qui, ecco questo. Però perché mi voglio ricollegare anche a quello che ha detto il vostro consigliere. La vostra consigliere, scusate. La vostra consigliere, sì. La vostra consigliere. Cioè, che non bisogna essere differenti. Ecco, perché veramente l'indifferenza è il nemico numero uno dell'interesse pubblico, perché all'ombra della indifferenza s'annida l'interesse privato o del singolo. Questa è una cosa che dobbiamo tenerci bene a mente. Va bene? Che mi ha chiesto, non poteva venire assolutamente stamattina, mi ha chiesto di ringraziare a suo nome il professor Crisanti, e quindi lo ringrazio e la ringrazio anche per quello che ha detto, su cui sono assolutamente d'accordo. Un grande errore del PC fu allora istituire le regioni. Io sono molto statalista. Allora, se non ci sono altri interventi, sì, prego, due. Allora, va bene. Io l'ultima volta che sono stata a Toro Soccorso sono stata assistita da un medico egiziano. Adesso ho sentito parlare di eventuali assunzioni di infermieri cubani, medici indiani. Nell'immediato può essere una via percorribile, può essere una via praticabile e utile per il sistema sanitario oppure no? Ma sì, guardi, senz'altro. Tra altre cose i medici egiziani sono molto preparati. Io sono stato e quindi ecco, diciamo, non è che dobbiamo essere prevenuti, se sono impiegati significa che hanno la preparazione giusta e in qualche modo paragonabile a quella il problema che sono della lingua, e quindi comunque si richiede che perlomeno sappiano, conoscano gli scritti dell'italiano, insomma, con questo penso che sia. Però guardi, io non ho nulla in contrario che vengano assunti medici di altri paesi. Pandemia, seguirla in televisione, grazie per i suoi insegnamenti. Volevo fare una domanda di carattere pratico. Che ne pensa lei dell'istituzione di un'agenzia, ovvero di un garante autonomo, come avviene magari per la privacy o per i mercati finanziari, per quanto riguarda la sanità? Volevo chiedere che ne pensavo per quanto riguarda il fatto di chiedere il MES sanitario, e volevo rispondere a un signore prima che il MES sanitario. E volevo fare un'osservazione per quanto riguarda il signore che, diciamo, si chiede come la sinistra ha fatto tanti danni per molti anni. E volevo dire che la sinistra, come insegnano noi ragazzi giovani, è un po' come una scuola di calcio, a differenza degli altri partiti come Forza Italia, in cui ci sono sempre gli stessi e se sbagliano vengono rivotati sempre gli stessi. Noi abbiamo dirigenza, abbiamo le primarie, quindi come avviene per una scuola di calcio c'è la dirigenza che può sbagliare e la dirigenza che amministra bene. Fa un po' parte del gioco questo. Sicuramente adesso punteremo a farlo meglio. Grazie. Guarda, il MES sicuramente metterebbe a disposizione 30 miliardi di risorse, che sicuramente se ne beneficerebbe sicuramente il nostro sistema sanitario nazionale, ma come ho detto prima, prioritariamente bisogna risolvere altri problemi, perché altrimenti le risorse drogano il sistema e non risolvono il problema. Quindi in una situazione ideale in cui abbiamo riequilibrato il pubblico privato, in una situazione ideale in cui abbiamo messo in funzione le case di comunità e allo stesso tempo
creato una nuova classe di manager, non creato, ma no, anche messo nelle condizioni i manager attuali di operare indipendentemente, allora penso che il MES potrebbe avere un impatto, perché poi alla fine quando pensiamo agli investimenti bisogna sempre pensare all'impatto, cioè se esiste una struttura che è in grado di ricevere questi fondi. Guardi, faccio l'esempio del PNRR. Il PNRR sono una montagna di soldi, di quattrini che si dovrebbero, e speriamo, arrivare in Italia, che di fatto il sistema italiano non è in grado di assorbire per tantissime ragioni. Adesso non voglio entrare nei dettagli del problema del PNRR, quindi a volte avere tanti soldi può essere pure sbagliato, non credo. Quindi, perché bisogna che tu c'è una struttura che li spenda bene. Ecco, quindi diciamo che per questo per noi il problema fondamentale è un problema gestionale, non strutturale. Perché il problema strutturale lo risolvi sempre con i quattrini. Il problema gestionale, che riguarda sia la gestione delle unità sanitarie pubbliche sia il rapporto tra pubblico e privato, se non lo risolvi non c'è sempre lo stesso problema. Più volte all'inizio dell'883 del 78. Io sono nato con l'883 del 78, non nato come età anagrafica, ma nato professionalmente. E come lei sa benissimo, si impegnava su 3 cardini principali: la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Noi oggi abbiamo parlato anche cura. Volevo capire un attimo se nel programma politico nazionale viene anche contemplata la prevenzione e la riabilitazione, perché per quanto riguarda la prevenzione devo dire che è andata scemando nel tempo fino alla scomparsa totale. Grazie. Sono d'accordo con lei al 100%. Diciamo, allora, sicuramente sulla prevenzione siamo ancora tantissimo indietro, su molti fronti, sia sull'organizzazione territoriale, la continuità assistenziale, sui presidi all'interno delle scuole. Io mi ricordo quando ero piccolo c'era la vigilatrice a scuola, adesso praticamente i nostri ragazzi se hanno bisogno di supporto psicologico non sanno da chi andare, i presidi non hanno nessun modo per controllare i vaccinati, non vaccinati, per dare consigli di carattere medico-sanitario di prevenzione alle famiglie, tanto per fare un esempio, no? Allora, sicuramente però, e qui devo dire il governo Conte 2 e Draghi hanno fatto una cosa importante, hanno disegnato la legge per l'assistenza alla vecchiaia, che è veramente una grandissima innovazione, che prevede esattamente quello che in qualche modo ha tratteggiato lei. È chiaro che è una legge che purtroppo è a costi bilanci invariati, e quindi di fatto è un problema gigantesco, quindi di fatto è un elenco di buonissime intenzioni, però non è una legge finanziaria, quindi lo dico sinceramente, quindi c'ha tantissimi. Sulla carta è una buonissima legge, però senza le risorse necessarie difficilmente la vedo applicabile. Chiaramente l'obiettivo di questa legge è quello di ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione della residenza fuori casa delle persone anziane attraverso tutta una serie di processi, attraverso tutta una serie di attività, che penso sia veramente un grandissimo passo avanti, perché riconosce e penso che sia stata anche improcrastinabile questo tipo di azioni, considerando anche la struttura demografica dell'Italia. Quindi è chiaro che bisogna completamente ripensare come gestire. In questo momento abbiamo 7 milioni di persone sopra i 75 anni, fra 10 anni ne avremo 9 e mezzo, e quindi è chiaro che questo pone tutta una serie di problemi, moltissime, con multipatologie. L'obiettivo è quello di questa legge, è quello di permettere a queste persone anziane di rimanere il più possibile in un contesto sociale vicino a casa e vicino alla comunità, quindi con tutta una serie di iniziative che favoriscono questo mantenimento dell'inserimento nella vita sociale, e poi prevede in tutte le persone con limitata autosufficienza una progressiva presa in carico.
con l'obiettivo di ritardare il più possibile la residenza permanente. E chiaramente consapevolmente cercando di intervenire strutturalmente sulle RSA, perché le persone che vanno nelle RSA cambieranno progressivamente, perché se l'obiettivo è quello di ritardare l'ingresso nelle RSA, è chiaro che progressivamente nelle RSA andranno persone sempre meno autosufficienti e sempre con più problemi medici. Quindi è chiaro che bisogna ripensare alle RSA, bisogna ripensare in termini di finanziamento, bisogna ripensarle in termini di organizzazione, in termini architettonici, perché è un conto ospitare persone autonome, un conto è ospitare persone che l'autonomia hanno persa, insomma, ecco, la legge affronta tutti questi problemi e c'è anche l'obiettivo di armonizzare tutti i finanziamenti che sono in qualche modo dispersi in tantissime attività, però purtroppo non mettiamo i quattrini.